presidente del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare di elezioni regionali e terzo mandato. Inaccettabili le decisioni calate dall'alto e da chi da 30 anni è in Parlamento, ha detto il governatore, pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Appello della famiglia del cooperante veneziano Alberto Trentini, fermato dalle autorità del Venezuela il 15 novembre scorso. I familiari lanciano un appello, il governo italiano intervenga. Momenti di panico all'Istituto Bessa di Treviso, un quindicenne ha spruzzato poco prima dell'ora di matematica lo spray al peperoncino in classe per evitare una verifica. In 3 finiscono all'ospedale. Tragico incidente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, ai confini con Brugine, una settantenne investita da un furgone mentre era in bici diretta a casa dalla sorella. È stato arrestato anche il secondo aggressore del barista appestato a sangue nel suo locale di Selvazzano. Le condizioni del giovane rimangono gravi. Incendio nella notte in un complesso di case popolari a Verona, intervento dei vigili del fuoco, 9 gli intossicati trasportati in ospedale, il fuoco partito dalle cantine. Giro d'Italia, la provincia di Belluno ha rinunciato all'arrivo della Corsa Rosa a Cortina. Troppi cantieri avremmo rischiato di sfigurare, afferma il presidente della provincia Roberto Padrin, ma le polemiche infuriano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi. In primo piano la politica. Cominciamo subito con il nostro sondaggio di quest'oggi, che è appunto dedicato alle tensioni all'interno del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Deve essere Zaia a indicare un suo erede? È la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità. L'esito del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring, in onda in diretta a partire dalle 21. E questa mattina nel punto stampa settimanale il presidente del Veneto Zaia è tornato a parlare proprio delle prossime elezioni regionali e della questione del terzo mandato. Sentiamo. Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali. Sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di fare il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà, piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta. Nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione, altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. E la questione delle elezioni regionali e del futuro candidato del centrodestra alle prossime appunto regionali è stata anche al centro del dibattito politico ieri sera a Ring. Vediamo. Non succederà assolutamente nessuno strappo e si troverà una quadra fra le 6 regioni al voto, la città di Venezia e gli altri comuni capoluogo che andranno a votare quasi in concomitanza con le regionali. Quindi adesso possono esserci schermaglie, fughe in avanti e quant'altro, ma poi alla fine ci sarà una
mediazione nazionale, come c'è sempre stata. Serafico, il coordinatore degli azzurri, sulla volontà che i leghisti veneti continuano a ribadire, pronti a correre da soli se il candidato alla presidenza non sarà della Lega. Discussione inutile secondo Tosi, perché alla fine le decisioni verranno prese a livello nazionale e se verrà deciso che spetta a Forza Italia, il candidato sarà proprio lui, l'ex sindaco di Verona. Si accende il dibattito a ring con Roberto Marcato, che rimarca la volontà dei veneti prendendo le distanze dai forzisti. Loro hanno una visione, ripeto, per quanto mi riguarda, una visione della politica vecchia del secolo scorso, dove la Roma si mette là e riempie le caselle secondo delle logiche nazionali. Io sono convinto che non debba essere così. Poi avrà ragione Flavio Tosi, per quanto mi riguarda da leghista sarà una sconfitta, un fallimento. Io immagino che la politica dei prossimi anni, la politica nazionale deve essere la sintesi delle volontà territoriali. La volontà di una regione è sacrosanta. Posizione appoggiata o meno dai vertici del partito. Ecco che si apre la discussione sulle parole del segretario della Liga Stefani, che, tirato per la giacchetta, invia in diretta una nota chiarificatrice. Qualora il tavolo di centrodestra non trovasse la quadra su un candidato espressione del partito, scrive Stefani, noi percepiamo che la cosa giusta sia quella di correre da soli. Siamo già al lavoro su liste di partito e liste civiche. Difficile pensare che Salvini, del quale Stefani è vice al federale, non condivida questa posizione. La Liga tira la corda, ma si arriverà allo strappo nel centrodestra. Fratelli d'Italia, dopo il successo elettorale alle politiche e alle europee, rivendica la guida della regione, ma alla fine i meloniani saranno disposti a cedere il Veneto, magari con altre contropartite nello scacchiere nazionale? Diplomatica la risposta di Elena Donazzan, l'ex assessora volata in Europa, che non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni su Palazzo Balbi. L'approccio corretto invece è quello di dire, in un quadro nazionale di tenuta della coalizione, non vorrei il tocca a me, tocca a te, ma insomma l'equilibrio poi è anche una sintesi di questo, senza volerla banalizzare, dove però si deve mettere come priorità la tenuta della coalizione. La tenuta dell'alleanza si fa anche con un po' di generosità e capacità di fare sintesi. Vuol dire rinunciare a priori perché qualcuno punta i pugni? No, io spero appunto che questo rapporto non sia un rapporto di forza, ma sia un rapporto di lealtà nella coalizione. Interessante in quest'ottica l'esito finale del sondaggio di Ring. Lega e Lista Zaia possono vincere da soli la domanda? Ebbene, il 56% degli oltre 6.800 telespettatori ha risposto no. La sanità nell'ultimo biennio sono cresciute del 13% le richieste di prestazioni nei vari ambiti di cura della sanità veneta, il numero più alto mai registrato. Nel 2024 sono aumentate sia in numeri assoluti che in percentuale tutte le prestazioni dei vari ambiti di cura della sanità veneta. Il focus regionale sui dati dell'anno scorso segnala 14.569.000 richieste di prestazione, un numero salito in un biennio del 13%. Raffrontando il 2024 con il 2022 spiccano gli aumenti del 7% per gli interventi chirurgici, del 4% per i ricoveri, del 22% per gli interventi del SUEM, del 13% per la richiesta di prestazioni, dell'8% per la specialistica ambulatoriale complessa. Sul fronte liste d'attesa, rispetto al periodo del Covid, quando si accumularono 500.000 attese, sono state azzerate le urgenze e le prestazioni a 10 giorni, mentre nella fascia D si è passati da 82.000 a circa 10.000 galleggiamenti. Nei pronto soccorso rimangono alte le percentuali di accessi di codici bianchi e verdi considerabili impropri, che assieme superano il 70% del totale. Il sistema peraltro ha retto nonostante la perdurante carenza di camici bianchi. Nel 2024 sono stati messi a bando 746 posti, riuscendo ad assumere soltanto 184 medici. Riportate a casa Alberto, questo è l'appello al governo italiano dei familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneziano fermato il 15 novembre dalle autorità del Venezuela, di cui non si hanno più notizie. Neppure l'ambasciatore è riuscito a comunicare con lui nonostante plurimi tentativi. Trentini si trovava in Venezuela per una missione umanitaria con la ONG Humanity and Inclusion. Dalle scarse ed informali informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas e ad oggi si trova in una struttura di detenzione senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione.
9 persone sono rimaste intossicate in un incendio che è divampato in un complesso di case di edilizia popolare nel quartiere di San Bernardino a Verona. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, oltre ai sanitari del 118, intervenuti con 5 ambulanze. Hanno trasportato i feriti in Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar. Tutti sono in codice giallo. A quanto si è appreso, l'incendio sarebbe partito dalle cantine. I momenti di paura questa mattina verso le 13 nelle case del quartiere San Teodoro a Mestre, dove è scoppiato un incendio. Chiamati i vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti riuscendo a domare le fiamme. Tutto sarebbe partito da un garage. Sono in corso accertamenti per capire se si possa trattare di un incendio doloso. Una signora è stata soccorsa perché aveva inalato del fumo, ma è fuori pericolo, indaga la polizia locale. 40enne di Mestre a processo per stalking, ha inviato all'ex moglie messaggi audio intimidatori in vista dell'udienza per la separazione. Devo farti soffrire, questo è il mio scopo finché non muoio e finché non mi mettono in galera. Diglielo a tutti che questo è il mio scopo, farti soffrire, farti piangere. Guarda che so trio arrivar, mi te copo dei pugni. Sono solo alcuni dei tanti messaggi audio che un 40enne mestrino inviava all'ex moglie in vista dell'udienza di separazione. Minacce continue a partire dal febbraio 2024 che avevano indotto la donna a presentare denuncia e la procura ad aprire un fascicolo per atti persecutori. Con la procedura del codice rosso il 40enne è stato arrestato e portato in carcere a maggio. Dopo qualche settimana però il suo legale era riuscito ad ottenere un ridimensionamento della misura cautelare, facendo uscire lo stalker di galera, ma con il braccialetto elettronico alla caviglia e naturalmente col divieto di avvicinarsi all'ex moglie. Il 13 gennaio, nell'udienza per il rinvio a giudizio, è stato deciso che il 40enne andrà a processo per aver violato l'articolo 612 bis del codice, atti persecutori e stalking. Sono molti i messaggi audio intimidatori riassunti nel capo di imputazione inviati alla vittima. È la volta buona che vado in galera per qualcosa, e questa non è una minaccia, ma una promessa. Se mi arriva una carta, vengo lì e te la faccio mangiare. Mi picchetto davanti al tuo lavoro e tutti i giorni avrai una pattuglia dei carabinieri. E ancora. Sono arrivato al punto di farti stare male, proprio di farti stare male in tutto e per tutto. Infine. Preparati alla terza guerra mondiale. Ti vengo a beccare da sola e dopo voglio vedere. Ancora cronaca, tragico incidente ieri sera a Sant'Angelo di Piove di Sacco, a perdere la vita una donna di 70 anni. I segni sull'asfalto sono ancora visibili, il tentativo di frenata, i guanti dei soccorritori. Proprio qui, in questo tratto di via Marconi, nel territorio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco, i confini con Brugine, ha perso la vita Ombretta Sorgato. 70 anni, la donna lunedì sera intorno alle 20 era in sella alla sua bicicletta e percorreva la strada diretta a Sant'Angelo di Piove di Sacco come faceva tutti i giorni per andare a dormire dalla sorella, quando un furgone che viaggiava nella stessa direzione l'ha investita. L'allarme è stato immediato, ma nonostante i soccorsi per Ombretta Sorgato non c'è stato nulla da fare. Una strada pericolosa questa provinciale che collega la Piovese al centro di Brugine, come racconta il sindaco di Brugine Michele Giraldo. Come comune siamo vicini a questa famiglia. Proprio in questo tratto, appena passato il confine con Brugine, manca l'illuminazione alla pista ciclabile. Speriamo che in accordo anche col comune di Sant'Angelo si possa addivenire alla realizzazione di quel tratto di pista che poi porta alla 516. La pista ciclabile presente nel territorio di Brugine a Sant'Angelo di Piove di Sacco non c'è e il tratto di strada è buio. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale. Avvisato il magistrato, sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia. Da quello che ci ha detto la polizia stradale, la signora aveva la spesa nella bicicletta, probabilmente si è sbilanciata ed è stata investita dal furgone. Poi saranno le indagini a chiarire il tutto. Era conosciuta nel paese di Brugine dove viveva, i residenti la vedevano spesso passare in bicicletta. Una tristezza infinita colpisce tutti, quel tratto di strada che lei percorreva ogni giorno, lunedì sera le è stato fatale. È stato arrestato anche il secondo aggressore del giovane barista picchiato a sangue a Selvazzano. Le condizioni del giovane intanto restano molto gravi.
Un primo pugno scagliato con una forza inaudita, poi due aggressori escono e rientrano e scagliano un nuovo colpo che fa crollare il barista a terra. Nelle immagini delle telecamere interne del bar La Piazza di Tencarola, la violenza spietata dei due fratelli moldavi contrapposta ai modi gentili del barista cinese che li invita a non bere più. Anche il secondo aggressore è stato arrestato, il 42enne ricercato si è costituito, i carabinieri lo hanno rintracciato a Battaglia Terme all'interno di un distributore di benzina. Nelle scorse ore avevano controllato tutti gli amici e la rete di conoscenze e il 42enne alla fine si è consegnato spontaneamente insieme al fratello 32enne residente vicino a Chioggia. Nel frattempo il barista 27enne è ancora molto grave in ospedale, come ci racconta la sorella Chimera al telefono. Mio fratello ha una botta al cervello dentro a sinistra che crea un ematoma quindi cerebrale e ha detto che questa cosa non va bene e lui rimarrà addormentato per almeno 10 giorni, però oggi mi hanno chiamato di nuovo dicendo che il sanguinamento è peggiorato e quindi lo hanno trasferito di nuovo, però questa volta in neurochirurgico e adesso penso che il fratello sia in sala operatoria. Fondamentali le prossime ore e i prossimi giorni per il giovane Ken, da tutti conosciuti come Marco. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto il quartiere è in apprensione per lui. È un ragazzo bravissimo, dolcissimo, disponibile. Lavorava tutto il giorno, disponibile con il cliente, umile. Queste cose succedono sempre ai buoni. Non dovrebbero succedere neanche agli altri, però proprio a lui, una persona veramente molto umile, molto umile, bravissimo, educato, sempre sorridente, non doveva succedere una cosa di questa. Marco è stato aggredito perché si è rifiutato di servire da bere ai due clienti arrivati nel suo bar già alterati dall'alcol e con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli altri avventori. Io ringrazio veramente a tutti i clienti, anche ai vicini che ci hanno aiutato tanto, hanno chiamato l'ambulanza, anche i carabinieri e hanno cercato anche di separare il fratello da quei due aggressori. E stamattina vertice in prefettura a Padova ha chiesto al questore di individuare i luoghi dove istituire le possibili zone rosse. La prefettura di Padova sta valutando l'ipotesi di istituire le zone rosse in città al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita, munendo le forze dell'ordine di ulteriori strumenti utili a un efficace controllo del territorio. La decisione è comunicata con una nota ufficiale del prefetto Giuseppe Forlenza dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia alla quale hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Durante il vertice a Palazzo Santo Stefano è stata analizzata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in città e in provincia alla luce dei recenti fatti di cronaca, brillantemente risolti dalle forze dell'ordine, ha sottolineato il prefetto. Già lo scorso 31 dicembre Forlenza aveva chiesto di avviare le analisi necessarie a valutare l'adozione delle cosiddette zone rosse, uno strumento di cui sono state dotate le prefetture da parte del Ministero dell'Interno. Dalle analisi è emersa l'opportunità di portare avanti il progetto e così il prefetto di Padova ha chiesto al questore di individuare e delimitare le aree più adatte e più bisognose di interventi eccezionali, partendo da quelle già da mesi oggetto di sistematici controlli interforze. È uno strumento utile con il quale incidere nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità diffusa, ha detto il prefetto. Dopo le analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati con gli enti locali interessati, si valuterà quindi l'adozione dei provvedimenti anche nella provincia di Padova. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Appoggio la decisione del prefetto di Padova che ha incaricato il questore di individuare delle zone rosse. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. Il prefetto ha correttamente annunciato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che vedrà anche la presenza del comune. In quella sede, all'esito del percorso di istruttoria annunciato, avremo modo di capire meglio lo strumento e portare il nostro contributo. Questo è il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Giro d'Italia, ora la provincia di Belluno ha rinunciato all'arrivo della Corsa Rosa a Cortina ed infuria la polemica.
Sulle questioni più importanti di questo territorio e il giro è solo un aggancio, non c'è condivisione, la regia è sempre di qualcun altro. È infuriato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che affida il suo pensiero a un post su Facebook dove da stamattina domina il tema dell'esclusione del bellunese dalle tappe del Giro d'Italia, ma gli organizzatori della Corsa Rosa non hanno alcuna responsabilità. Abbiamo noi rinunciato all'arrivo di tappa a Cortina, il sindaco con me, con la Regione del Veneto abbiamo cercato di capire quali erano i motivi, ma a maggio ci sono troppi cantieri, le situazioni nella città di Cortina non possono essere il posto ideale per ospitare un evento di così grande portata, quindi nel rischio di non essere all'altezza della situazione la scelta è stata questa. RCS aveva individuato in Cortina la sede di un arrivo di tappa, il no della Regina ha di fatto spento ogni possibilità di rivedere salite leggendarie sulle Dolomiti e soprattutto l'occasione di promozione del territorio. Ogni arrivo di tappa e ogni partenza che viene fatta in provincia è una conquista sia dal punto di vista economico perché l'impegno è gravoso e noi in questi anni siamo riusciti attraverso il Fondo Grandi Eventi a sostenere questi arrivi importanti che ci hanno dato ovviamente grandissima visibilità e poi ci vuole anche un po' il contorno anche imprenditoriale perché non dobbiamo dare nulla per scontato. Inutile dire della delusione che serpeggia fra la gente. Mi dispiace perché almeno un po' di festa c'era. Con tutte le belle Dolomiti che abbiamo, chissà perché. Le migliori salite sono le nostre Dolomiti e quindi non vedo il motivo di proprio escludere queste zone. Mi spiace tantissimo perché io ho ancora il ricordo della più bella tappa in assoluto che abbiamo vissuto sul Nevegale ed è stata una giornata indimenticabile. Direi proprio che è una cosa sbagliata perché per Belluno era un'opportunità, insomma qualcosa sul passi perché non hanno fatto niente, quindi direi proprio che non va bene. Secondo me che governa queste cose sono i soldi, è tutto basato sui soldi. A proposito di soldi, il Fondo Grandi Eventi della provincia deve essere ancora approvato e al momento è al verde. Aspettiamo che il Fondo dei Comuni Confinanti si esprima e dopodiché valuteremo, quindi anche da questo punto di vista il fondo dell'annualità 2023-24 è esaurito, quindi ora dobbiamo ripartire da zero. Anche da questo punto di vista, non avendo certezza che il fondo ci fosse stato, abbiamo preferito essere prudenti. Grazie dunque per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.